Prende posto in sala consigliare. Qui la carriera di Riccardo Vendramini, 19 anni, fresco di maturità, neoeletto assessore a Mansuè, inizia nel 2014 con le elezioni a sindaco dei ragazzi. Giovanissimo ma appassionato da sempre alla politica, nonostante non sia un figlio d'arte. L'ho sempre avuta, ma sicuramente in modo preponderante in seconda media quando mi sono candidato al Consiglio degli Studenti e ho vinto e, scherzando, ma non troppo, ho detto che nel 2024 mi sarei candidato a sindaco di Mansuè. Quando qualche anno fa cadde un governo, io ero in Croazia in spiaggia, ho preso lettino, asciugamani e sono salito in appartamento a guardarmi tutta la live del Parlamento. Cosa fare per migliorare la nostra condizione e quella del mondo? Ecco perché, ci racconta, mi interessa la politica. Parole che squarciano il buio di una narrazione, quella del mondo giovanile, sempre più appesantita dalle cronache. Appassionato di basket, batterista per diletto e studente modello. Hai una tessera di partito con te? Attualmente no e sono stato contento che la lista di anno sia civica perché lavoreremo per il Paese, per i cittadini di Mansuè, non per altro. 87 preferenze prese, come dice lui, battendo casa per casa. Tra i suoi obiettivi, restituire ai giovani e ai meno giovani un luogo d'incontro e socializzazione. Faremo questa casa del cittadino e delle associazioni in cui le associazioni appunto di Mansuè avranno più spazio per loro, per gestirsi lo spazio come vogliono, e del cittadino perché spero e mi auspico che questo posto sia un luogo di aggregazione e di incontro. A volerlo fortemente accanto a sé è stato il sindaco Leonio Milanna al suo secondo mandato, che lo accompagnerà in questa avventura. Come lui intende accompagnare i suoi coetanei nell'avvicinarsi alla cosa pubblica per imparare, perché no, ad averne ancora più cura. Quello che decide la politica ricade nelle sue teste alla fine e proverò a farlo cercando di farli partecipare appunto anche con questa carta del cittadino, con questi eventi, perché credo che se un ragazzo si mette a spendersi personalmente per qualcosa poi non va a rovinarla.